siamo a un sportello da lingua tabarchina, quello è inserito dell'edificio dove è la biblioteca, a un paese, a Carloforte. Lo sportello è nasciuto per dare la possibilità a chiunque parla tabarchino e scrive in tabarchino di scrivere correttamente. Quindi per venire a portare in testo in tabarchino e mioti di fare correzioni, oppure direttamente traduciamo dall'italiano al tabarchino. Mi definisco a sentinella del tabarchino, perché cerchiamo di tramandaia innanzitutto, cerchiamo di convincere, specialmente i giovani che hai figli piccini, di parlare, o esciamo che a cosa continua. Prima che arrivasse Toso al paese, ogni due scriveva a modo suo. E quindi questo danneggia meglio la lettura, perché se scriviamo tutti i paesi impariamo anche a leggere bene. Se invece ogni due scrive il suo modo, quando scambia lo scritto, la difficoltà è in la lettura. Abbiamo tradotto in tabarchino Piccolo Principe, abbiamo tradotto La Gabbianella e il gatto, abbiamo tradotto L'uomo che piantava alberi di Gian Giono, abbiamo tradotto quello lì, però non è stato ancora pubblicato. L'identità del popolo, anche la specificità della nostra storia, è manifestata soprattutto dalla lingua.